Allora, dalle tematiche legate più al mondo degli anziani, quando parliamo di pensioni, ci portiamo invece a quelle che sono più attinenti al mondo dei giovanissimi o dei più giovani. E lo facciamo con un nostro ospite che è con noi collegato. Abbiamo il piacere di avere il professor Marco Crepaldi, psicologo, presidente e fondatore della società Hikikomori Italia. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi dell'invito. Ecco, lei dove lavora, dove opera sostanzialmente? Ma guardi, Hikikomori Italia è un'associazione che nasce online, nasce dal sito hikikomoritalia.it che nel tempo è riuscito a attirare tantissime persone da tutta Italia, quindi noi oggi come associazione abbiamo gruppi di genitori in tutta Italia con degli psicologi che seguono questi genitori e appunto questi genitori sono accomunati ad avere un figlio in isolamento sociale, che è poi il problema che andremo a trattare oggi. Quindi non abbiamo una vera e propria sede, ma siamo distribuiti capillarmente in tutta Italia. Ecco, questo è molto importante come premessa, perché coloro che ci seguono, siano nonni, siano genitori o anche giovani per carità, perché siamo anche sul web naturalmente, possono rendersi conto che si può intervenire anche interagendo con l'associazione, con altre modalità che non sia quella del contatto fisico con le persone che cercano di risolvere questa situazione, perché adesso spiegheremo di che cosa si tratta, non è una vera e propria, non è una patologia sostanzialmente da curare. Quindi io direi di parlare degli hikikomori, spiegare bene di che cosa si tratta, cos'è questo fenomeno che sta dilagando, che non è il lockdown e la DAD, la didattica a distanza, a cui molti giovani sono costretti e passano ore e ore davanti al computer perché magari devono fare i compiti, non ne vengono a capo di situazioni, i genitori li vedono chiusi in camera davanti al PC, poi magari lo svago si fa sempre davanti al PC. No, è qualcosa di diverso. Quindi io direi di partire, professore, presidente, alla rovescia. Che cosa non è Hikikomori sostanzialmente, per capire che magari alcuni fraintendano e si allarmano per una cosa che non è? Ma l'Hikikomori sicuramente appunto non è per forza di cose una patologia, potrebbe essere semplicemente un disagio legato alla difficoltà di alcuni ragazzi di adattarsi alla società, quindi sostanzialmente l'Hikikomori non è una dipendenza da internet, perché molti pensano che l'Hikikomori è un ragazzo che sta isolato in casa perché è dipendente da internet. In realtà l'Hikikomori si isola per difficoltà relazionali, quindi per incapacità di legarsi al contesto sociale, agli amici, insomma alla classe, e poi utilizza internet, talvolta ne abusa come conseguenza, insomma, di questo suo ritiro. E di fatto per l'Hikikomori internet diventa la sua finestra sul mondo, il suo unico contatto anche con altre persone. Quindi confondere l'Hikikomori con la dipendenza da internet, secondo me, è diciamo, il principale equivoco riguardo questa problematica. Ma quando i genitori hanno dei figli che si isolano completamente nel loro mondo, un po' perché all'inizio necessitati, abbiamo visto il primo lockdown, poi hanno svogliatezza a ritornare a scuola, a rivedere gli amici, rimettersi nella vita normale fatta di fisicità, a prescindere che questi siano connessi o meno, perché alcuni genitori che ci hanno scritto nonni, penso che siano, hanno detto, gli abbiamo tolto tutto, anche la connessione, ma non uscivano lo stesso dalla stanza. Può essere una forma di Hikikomori questa, oppure no? Allora, diciamo subito che è un errore gravissimo, secondo me, togliere internet a un ragazzo isolato, perché appunto rischi di condannarlo ancora di più all'isolamento e il fatto che non abbiano ottenuto dei risultati nella dimostrazione, perché molto spesso un ragazzo isolato non si isola per internet e questa è un'associazione fallace, sbagliata che fanno tante persone, ma si isola perché non riesce, ripeto, a relazionarsi, perché soffre il giudizio, ha l'ansia, insomma, l'ansia sociale, l'ansia di proprio essere in qualche modo valutato, giudicato per le proprie mancanze. Quindi togliergli internet non serve a niente, anzi rischia solo di peggiorare la situazione. Io credo che sia fondamentale, appunto, per capire se stiamo parlando di Hikikomori o no, parlare col ragazzo e capire quali sono le motivazioni intime, al di là del fatto che lui passi tutto il giorno a giocare o meno, ma quali sono le motivazioni intime, psicologiche, che lo portano a preferire a stare tutto il giorno in casa piuttosto che magari avere dei contatti esterni. Noi parliamo di ragazzi, ma in realtà ci sono persone che ragazzi non sono più e che improvvisamente, anche frequentando magari gli studi universitari, iniziano ad isolarsi dal mondo e non sono più in grado di trovarsi adeguati per un inserimento sociale, no? Di coinvolgimento. Sì, diciamo che l'Hikikomori di solito riguarda ragazzi tra i 15 e i 30 anni, di solito inizia soprattutto nei primi 2 anni delle superiori e negli ultimi anni delle scuole medie, questo tipo di isolamento sociale dettato appunto dall'ansia del giudizio, però il problema dell'Hikikomori
è che potenzialmente non finisce mai, nel senso che se tu non intervieni correttamente nell'aiutare questi ragazzi che si isolano, come giustamente hai detto anche tu, dopo anche le scuole superiori, spesso durante l'università ci può essere questo tipo di isolamento, se però non si interviene correttamente può durare per tutta la vita, si cronicizza molto facilmente e quindi non è una fase. Molti pensano sì, è un momento, è un anno, 2 anni, però non è così. Ci sono tanti hikikomori in Giappone che sono isolati da 20, 30, 40 anni. E perché? Perché si è trascurato il problema e il problema appunto tende a cronicizzarsi, quindi andare sempre a peggiorare man mano che passa il tempo in questa condizione. Perché è partito in Giappone? Cosa è successo e come mai non si è individuato in altre parti? Per esempio ci sono zone degli Stati Uniti estremamente isolate dove peraltro il web si è diffuso prestissimo, però lì non si è manifestato questo fenomeno, forse non si è notato. Come mai Giappone? Innanzitutto precisiamo che l'Hikikomori nasce nell'era pre-digitale. In Giappone già negli anni '80, prima che si diffondesse internet, c'erano già centinaia di migliaia di isolati sociali. È un problema in generale legato alla solitudine, diciamo che l'Hikikomori è solo il campanello d'allarme, l'ultimo stadio anche di una difficoltà di socializzazione che riguarda un po' tutto il nostro tempo, le nostre generazioni in particolare. Quindi internet, ripeto, le nuove tecnologie hanno un ruolo, ma è un ruolo ambivalente, in parte sicuramente vanno a peggiorare il problema, in parte lo agevolano, no? Permettono un isolamento meno estremo rispetto all'isolamento che avevano gli hikikomori negli anni '80 in Giappone. Ma sostanzialmente il Giappone ha un terreno, diciamo, socioculturale, ha delle caratteristiche della propria cultura che favoriscono questo tipo di isolamento, però l'Hikikomori nasce in Giappone perché appunto il Giappone è una società molto competitiva, molto pressante, molto giudicante, però gli stessi elementi che provocano l'Hikikomori in Giappone, seppur con modalità diverse, seppur con intensità diverse, perché il Giappone ha più di 1 milione di Hikikomori, cosa che non c'è in nessuna parte del mondo, però questo stesso fenomeno appunto è stato riscontrato in tante nazioni del mondo, anche in Italia, che sembra essere un paese appunto che ha delle caratteristiche predisponente rispetto a questo tipo di sindrome da isolamento sociale, come potremmo definirla. Ecco, è una forma di depressione e quindi va curato come una forma di patologia oppure è una scelta libera, responsabile di uscire dal mondo perché non ci si trova compresi, perché ci si trova in un'eccessiva competizione per varie ragioni, quindi una scelta che viene fatta oppure una forma di chiusura, di depressione, di patologia quindi? Entrambe, diciamo che l'Hikikomori è sostanzialmente una persona che non riesce ad adattarsi a questa società, per tanti motivi. Di solito sono ragazzi più timidi, più introversi, magari anche più intelligenti, non so, possono avere anche delle forme di alto funzionamento cognitivo, insomma, per tanti motivi le persone che sono diverse dagli altri vengono, non so, bullizzate, derise, pressate ad aderire a un modello, no? Vengono giudicate, quindi queste persone si trovano male con gli altri. L'Hikikomori spesso a scuola si trova da solo, magari non riesce a legare con i compagni, e quindi sono persone che tendono a staccarsi dalla società, tendono a rifiutarla, tendono a sviluppare una visione della società e degli altri come molto negativa, quindi sostanzialmente scelgono di allontanarsi dalla società perché nella società stanno male, mentre quando stanno da soli stanno bene. Il problema è che questa scelta appunto diventa quasi sempre una costrizione, perché col passare del tempo l'Hikikomori non riesce più a uscire dalla propria condizione, va a peggiorare e allora lì sì che è molto facile che insorga la depressione, che insorgano altre patologie di qualunque tipo. Quindi ovviamente quando si parla di scelte, in questo caso non si parla di qualcosa che non è legato comunque a un disturbo dell'adattamento, quindi una difficoltà del ragazzo di adattarsi che ha delle basi psicologiche che devono essere curate, sì, certo, ma che si debba sempre comunque parlare di depressione, quello no, non necessariamente, anche se è una patologia che si connette molto spesso. Lei ha parlato di non volontà di aderire a un modello. Adesso moltissimi giovani soprattutto hanno dei modelli che sono imposti a cui è necessario aderire, non conformarsi, no? Per non essere additati, per non essere poi oggetto anche di stalkeraggio. Tra l'altro poi sul mondo del web e dei social succede di tutto e di più. La famiglia che responsabilità può avere e come può anche aiutare nel far capire che il modello è relativo, insomma, o non c'è possibilità?
Sicuramente i modelli ci sono sempre stati, no? È un meccanismo sociale, però giustamente con i social network questo tipo di meccanismo è stato esasperato, no? I modelli sono sempre più a rialzo, sempre più di successo e noi ci sentiamo sempre più in difetto rispetto agli altri. Questo è un meccanismo molto comune dei social che ovviamente è una componente che peggiora il problema, che lo va ad allargare. La famiglia può fare tanto sui hikikomori, deve cercare di capire appunto quando il figlio effettivamente si isola perché, non so, è una sua preferenza, ma comunque non ha difficoltà a uscire di casa, comunque nel momento in cui vuole può uscire con gli amici, oppure se si isola perché appunto non riesce a stare fuori. Quindi già in questo periodo, per esempio, un genitore, anche in un periodo di pandemia in cui uscire di casa è una cosa che viene in qualche modo non consigliata a nessuno, può comunque capire se l'isolamento del figlio è dovuto a non so, una sua scelta personale che comunque avverrebbe anche in assenza di virus, oppure se è una costrizione. Perché una cosa molto allarmante che io ho rilevato è che molti ragazzi in questo periodo stanno bene in casa. Cioè tu vai ad alcuni ragazzi, gli dici sei contento che c'è il lockdown e alcuni purtroppo, una minoranza, ma comunque non così pochi, ti dicono sì. Io sto meglio quando c'è il lockdown e spero che tutto sommato nel mio egoismo il lockdown non finisca. E questa è una cosa allarmante perché significa che alcuni ragazzi preferiscono una società molto, molto, diciamo, focalizzata sulla casa e senza pressioni all'uscire di casa. Questa è una cosa che lei sta dicendo, può far riflettere tantissimo, no? Perché tutto quello che il mondo degli adulti, dei decisori, diciamo così, istituzionali, politici o anche della docenza dice è che questi ragazzi stanno soffrendo in modo indicibile, che le chiusure a casa è una condanna per tutti indistintamente. Non tutti. Esatto, bravissimo, per molti però non per tutti. E infatti tant'è vero che nel primo periodo soprattutto di lockdown tanti sono rimasti a casa, ma non è che hanno protestato o hanno fatto una rivolta civile come poteva immaginarsi, perché il mondo di molti ragazzi è già sul web, quindi sostanzialmente noi li abbiamo portati. Sì, assolutamente, questa è una riflessione, cioè ci fa capire come siamo molto diversi, ci sono ragazzi che soffrono tantissimo questa situazione e ci sono ragazzi che invece vivevano male la società, che vivevano male lo stare con gli altri. E paradossalmente sembra incredibile da crederci, ma in questo periodo di lockdown hanno sperimentato una sensazione di maggiore benessere, che è una sensazione ovviamente illusoria, perché poi quando finirà la pandemia comunque si troveranno a dover riaffrontare la vita sociale che gli fa paura e che insomma in qualche modo stanno evitando di affrontare in questo periodo. E io però lo vedo come un problema, cioè dire che molti ragazzi stanno meglio in casa per me è un campanello d'allarme gigantesco, perché significa anche che quando si riapriranno completamente le scuole, purtroppo secondo me tanti ragazzi non ci torneranno. Tanti ragazzi non ci torneranno, secondo lei, addirittura? Secondo me no, secondo me cioè, ovviamente la maggior parte tornerà, qua parliamo sempre di una percentuale minoritaria, certo, sì. Attenzione, però una percentuale minoritaria comunque alta, perché io credo che già tanti hikikomori appunto abbandonano la scuola e molti genitori iniziano a rapportarsi al problema quando il figlio decide di non andare più a scuola, quindi questa è una caratteristica tipica degli hikikomori. Ma io credo che questo tipo di pandemia abbia portato alcune persone che erano borderline, che erano lì sulla soglia dell'isolamento, abbiano portato a sperimentare questo stile di vita e che poi questo stile di vita non sia reversibile per alcuni. Quindi sì, io temo che ci sarà una percentuale crescente di abbandono scolastico alla riapertura della scuola. Allora, professore, la interrompo un attimo, torniamo su questi temi e anche cosa può fare la famiglia, come si possono aiutare, se vogliono poi essere aiutati e quindi hanno una consapevolezza di questa situazione che vivono, oppure bisogna agire diversamente. Pubblicità, pochi secondi, restate sempre con noi, a tra poco.